Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Boatto di Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia e questo è Esperti in Campo. Nella puntata di oggi parliamo di vigneti, in particolare delle buone pratiche agricole a inizio stagione. Ne parliamo col dottor Odino Bin, qui assieme a me. Odino, buongiorno. Ecco qua. Allora, oggi parliamo di due malattie che stanno preoccupando la nostra viticoltura e che possono mettere in crisi la durata del vigneto. Parliamo di flavescenza dorata e di mal dell'esca. Per quel che riguarda la flavescenza dorata, la buona pratica è quella di togliere subito le piante appena avvertiamo l'infezione ed effettuare i trattamenti che il Consorzio Difesa e altri enti suggeriscono per lo Scafoideo titanus. Per quel che riguarda il mal dell'esca abbiamo diverse pratiche in atto. La principale è rappresentata dalla eventuale capitozzatura della pianta all'altezza di mezzo metro per vedere se questa presenti ancora dei sintomi del fungo. In questo caso vediamo che il fungo è presente anche a questo livello e quindi sarà buona norma procedere all'estirpo della pianta. Benissimo, ringraziando Odino ricorda agli agricoltori che Agrifondo Mutualistico offre un fondo specifico per la cultura della vite che va a indennizzare proprio i danni da mal dell'esca e flavescenza, oltre anche le fitopatie estive come oidio e peronospora. Quanto costa? Costa circa 15 euro in base alla vostra PLV. Dove ci trovate? Ci trovate presso i vostri consorzi di difesa, anche adesso in questi giorni in cui si sta aprendo la campagna assicurativa, quindi non abbiate problemi, chiamateci, contattateci. Colgo l'occasione per augurare a tutti gli agricoltori una buona Pasqua e un buon lavoro. In attesa della pioggia, buona annata a tutti.